diretta, siamo in diretta. Grande Adriano, ce l'ho qui con me, siamo in diretta Adriano. Mettiti la cuffia e parla un po'. Lo so che... Io Dopo la Coppa Veneto, il campionato e adesso la Coppa Triveneto, una stagione esaltante Adriano, una stagione esaltante. Bravissimi, bravissimi tutti, felicissimo, non è stato facile e anche oggi abbiamo dimostrato che niente, nessuno ci regala qualcosa, e bravi giocatori che l'hanno voluta, cercata, merito tutti allo staff, a tutta la società che ci segue, al pubblico. E siamo veramente tutti contenti e felici. Una stagione da incorniciare Adriano. Certo, così la tripletta che era da 20 anni che una squadra veronese non vinceva e non faceva una tripletta, per cui noi siamo molto felici di questo, abbiamo riportato Verona a ciò che ci aspetta. Grazie, grazie Adriano, grazie. Capitano De Agostini, vieni qua. Vieni qua, mettiti la cuffia. Allora Cristian, dopo la Coppa Veneto, il campionato e adesso la Coppa Triveneto, Capitano Cristian De Agostini, ormai non sa più cosa alzare quest'anno. Beh vabbè dai, non è bagnata, dai, puoi continuare a parlare. No, non so veramente cosa dire. Abbiamo una squadra formidabile quest'anno veramente e spero che l'anno prossimo si riconfermino la maggior parte dei miei compagni di squadra, perché quest'anno è stato un anno fantastico e si meritano tutti di giocare una buona Serie B, quindi sono contento di questa squadra e spero che si mantenga anche l'anno prossimo. Grazie Cristian, adesso torna ai festeggiamenti, vai ragazzi! Stiamo godendo in diretta la vittoria di Volley Veneto Benacus. Stiamo trasmettendo in diretta dal Palasport di Bolzano dopo la Coppa Veneto, dopo la conquista con 2 giornate d'anticipo della Serie B. Volley Veneto Benacus corona questa meravigliosa stagione con un'altra importante vittoria con la Coppa Triveneto, vincendo contro 2 formazioni molto forti, formazioni che hanno vinto la Coppa regionale del Trentino Alto Adige. Parliamo del Sud Tirol e parliamo del Gorizia che ha vinto la Coppa Friulana, del Friuli Venezia Giulia, scusate, sono molto emozionato anch'io. E adesso attendiamo le premiazioni. Presidente, vieni qua, mettiti la cuffia. Allora Presidente, allora Simone, una stagione da incorniciare, Coppa Veneto, campionato, Coppa Triveneto, una stagione così a Verona non si vedeva veramente da tantissimo tempo. Circa da 20 anni, felice per questi ragazzi qua, lo meritano tutto, lo meritano veramente tutto. Queste vittorie sono per loro, per la società, per il nuovo progetto che abbiamo sposato io, Adriano, Viola e tutto lo staff. Bravi tutti, bravi. Grazie Presidente. E salutiamo anche il pubblico di Verona che ha seguito la squadra questa sera. Ragazzi, siamo in diretta! Eccolo qua il pubblico di Verona che è venuto fino a Bolzano per seguire i ragazzi di Volley Veneto Benacus. Terza vittoria.
Veneto, meravigliosi. E adesso attendiamo il momento delle premiazioni. Noi rimaniamo in diretta fino al momento delle premiazioni. Davide De Giorgio, un altro dei protagonisti di questa serata meravigliosa. Stiamo attendendo il momento delle premiazioni. La squadra di Südtirol che ha vinto 2-1 contro la formazione di Gorizia. Velli Veneto invece ha vinto 2-1 contro Südtirol e 2-1 contro Gorizia, mentre Gorizia ha perso ovviamente contro Südtirol e contro Volley Veneto 2-1, quindi 2 punti per Gorizia, 3 punti per Südtirol e 4 punti per Volley Veneto Benacus, che con queste 2 vittorie, con questi 4 punti, conquista la Coppa Triveneto 2023. E adesso attendiamo le premiazioni. Dicevamo una stagione meravigliosa, quella che si sta concludendo a 2 giornate dalla fine del campionato. Volley Veneto Benacus ha conquistato con la vittoria di sabato scorso contro Bassano la promozione matematica in Serie B con 2 giornate di anticipo. E in questo momento stiamo attendendo la fine delle premiazioni della Coppa Triveneto. Dopo la vittoria di Coppa Veneto, Volley Veneto Benacus porta a casa il 3° trofeo della stagione. Triplete, come avrebbe detto Mourinho. E adesso aspettiamo. Voi rimanete in diretta, non lasciateci, non abbandonateci, perché stiamo vivendo un momento storico della pallavolo veronese. Erano 20 anni che una squadra veronese non faceva il triplete. Campionato, Coppa Veneto, Coppa Triveneto. Con molte luci e qualche piccola ombra. Ricordiamo che Volley Veneto Benacus su 20 partite in campionato ne ha persa una sola contro Venezia in trasferta. In Coppa Veneto, Volley Veneto Benacus ha perso una sola partita. All'inizio del campionato contro Volley, quando la formazione di Adriano Fini non era ancora completa, per 3-2, e poi la marcia trionfale. E adesso
silenzio, è il momento delle premiazioni. Primo doveroso ringraziamento alla società che ci ha ospitati quest'oggi per svolgere la Spero si senta. Quindi un grande applauso all'STS e al suo dirigente Stefano Gruppi. Vi ringrazio per essere qui, un bellissimo spettacolo, complimenti ai vincitori e grazie della collaborazione con la promozione del torneo. Grazie. Un grande applauso all'STS. Un altro doveroso ringraziamento ai nostri partner che ci sostengono durante tutta la stagione, Marlene che ha messo a disposizione delle succosissime nere, Tiebreak Tech che è l'azienda che ci fornisce tutti i sistemi software del comitato. Adesso un grande applauso per il presidente del comitato Alto Adige, Cristian Tomei. Il presidente del comitato Buonasera a tutti, Comitato Alto Adige. abbiamo accolto il nostro invito, è stato un onore per noi dare spazio a questa coppa. È stato uno spettacolo veramente molto bello, io ringrazio tutto lo staff che ci ha dato una mano a strutturare tutti i lavori che c'erano da fare, per cui era un impegno notevole, erano tanti anni che noi ci occupavamo di qualcosa di così importante e ne siamo veramente molto molto fieri e molto riconoscenti. Grazie quindi a tutti quanti voi, grazie al pubblico meraviglioso che ha sostenuto le squadre per tutto il giorno e andiamo con la premiazione. Un grande applauso al presidente del comitato Alto Adige, Cristian Tomei. Un doveroso ringraziamento anche a tutto il resto del comitato che si è adoperato per il rinfresco che troverete nell'atrio post premiazione, la vicepresidentessa Petra Bertoldo, i consiglieri Cristina Montesani e Walter Colombo e Stefano Gruppi. Un grazie per l'organizzazione e la collaborazione anche a due preziose persone, Crivellaro Mirko in veste di supervisor arbitrale e Nicole Piazza della Commissione Gare Alto Adige. Un ultimo pensiero per lo speaker della manifestazione, Sacchetto Massimo. Nonché il presidente dell'STS. Grande applauso a Sacchetto Massimo. Eccoli qua i nostri eroi. Passiamo ora a premiare gli arbitri della manifestazione. Andrea e Jessica del Comitato in Pordenone, Julietta e Andrea del Comitato di Trento e Tritone e Danile del Comitato di Padova. Ecco la terna arbitrale che ha arbitrato queste tre partite. Arbitri di Bolzano nonché arbitro di Serie A Andrea Pozzato.
Un grande applauso agli arbitri dell'incontro. Passiamo ora alla premiazione dei protagonisti della manifestazione. Terza classificata, Coppa Triveneto 2023, lo Slovone ZKP Gorizia. Siamo in diretta, ovviamente, amici, da Bolzano, si stanno svolgendo le premiazioni. Un grande applauso allo Slovone! Seconda classificata, Coppa Triveneto 2023, STS Ross Solution Volley. STS. Eccolo qua, l'addetto stampa dell'STS Volley. Grande squadra l'STS che ha combattuto veramente come leoni. Tanto onore a loro. Ed ecco il nostro momento. Ecco è il nostro momento. È il nostro momento. È il nostro momento. MVP Coppa Triveneto 2023 al numero 12 Mazzola Tommaso. Grande Tom! Ed eccolo qua! Tommaso Mazzola. Grande Tommaso Mazzola. Un grande applauso a Tommaso Mazzola. Grande Tom! Grande! E adesso è il momento della Coppa. È il momento della premiazione, amici. Campioni Coppa Triveneto 2023. Ed eccoli qua gli eroi di Volley Veneto Benacus. Siamo in diretta, amici. Grandi, grandissimi. Grandi ragazzi. Godetevi la coppa, eccolo qua Michele Viola. Tutti vi ricordo che c'è un piccolo Grande Michele. all'esterno per chi si volesse fermare ancora un po'. Buona serata e arrivederci. Coppa Triveneto 2023. Grandissimi ragazzi, siamo orgogliosi di voi. Siamo orgogliosi di voi.
Vogliamo il giro di campo! Sotto la curva! Ragazzi, dopo questa premiazione, dopo questo triplete meritatissimo di Volley Veneto Menacus, io vi saluto, ci risentiamo per la prossima partita in casa di Volley Veneto Menacus, godiamoci la festa, siamo campioni Triveneto, campione del Veneto, vincitori della Serie C, promossi in Serie B con 2 giornate d'anticipo. Volley Veneto Menacus quest'anno ha lasciato agli altri soltanto le briciole. Buona serata a tutti.